La viaria è tornata in Veneto, ci sono stati 3 casi nel Padovano e siamo allarmati. È tornata 3 casi nel Padovano di influenza aviaria, virus che rappresenta un vero e proprio pericolo per gli allevamenti di tacchini, di polli e di galline ovaiole. L'avicoltura in Veneto è la più importante del paese, da sola rappresenta il 50% di tutta l'avicoltura italiana. Dopo i 3 casi padovani sono stati subito adottati tutti i sistemi di prevenzione e sicurezza dalle autorità competenti, dalla Regione Veneto all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che è coordinatore anche a livello europeo al contrasto dell'aviaria. È stata istituita una zona di protezione dal focolaio con un raggio di 3 km e di sorveglianza con un raggio di 10 km. Nelle zone di protezione vengono fatte le analisi di tutti gli allevamenti presenti all'interno dei 3 km e se sono negativi vengono portati a macerazione, se sono maturi altrimenti vengono abbattuti. E lo stesso nella zona di sorveglianza. Oggi però è stata istituita una zona di ulteriore restrizione che va dal lago di Garda a comprendere il Vicentino fino a sfiorare i colli Euganei a est e Rovigo a sud, con delle conseguenze sugli allevamenti coinvolti. Comporta dei ritardi nella produzione, allevamenti fermi perché appunto questo eccesso di burocrazia viene ancora aumentato e quindi minori redditi per gli allevatori e facciamo fatica anche ad ottemperare tutte quelle che sono magari le rate del mutuo, i costi che si sono ulteriormente aumentati e quindi minori redditi per le nostre aziende con il rischio di fallimento vero e proprio del settore. A difesa degli avicoltori interviene anche il consigliere regionale Gio Formaggio. Siamo su un capannone del Basso Vicentino appena disinfettato, pronto ad ospitare dei tacchini. I nostri allevatori sono gente seria che si comporta bene, rispetta le leggi e soprattutto dobbiamo aiutarla. Per questo gli allevatori oggi lanciano un appello forte e chiaro. Noi chiediamo una riduzione di questa zona di ulteriore restrizione per poter appunto riprendere il lavoro e chiediamo anche, visto che i costi sono aumentati un po' per tutti, un adeguamento dei nostri ricavi nell'ordine dei centesimi di euro al chilo, che non andranno certo a ricadere sul consumatore finale, ma permetteranno alle nostre aziende di fornire al consumatore stesso un prodotto sano, certificato ed italiano.